È una delle voci fuori dal coro, l'unico dei deputati uscenti a criticare la fiaccolata dell'indignazione. Non solo alla marcia per la cattedrale di Agrigento ed il Colle ha scelto di non aderire, ma soprattutto ha denunciato le modalità con cui è stata organizzata. Per Michele Cimino è da considerarsi non solo inopportuna una manifestazione a chiusura campagna elettorale, tanto da chiedere alle autorità competenti di accertare eventuali responsabilità, ma il timing sarebbe anche fuori luogo. Avrebbe avuto senso sollevare il problema, conclude Cimino, ai deputati della nuova legislatura, perché le iniziative prive di contenuti e di serie proposte risolutive non servono a nulla, se non a consentire la passerella di chi vive di fatti evanescenti fuori dalla realtà. E la procura, con in testa Luigi Patronaggio, che già ieri ha guardato con i suoi occhi le crepe della Chiesa Madre, ha già aperto un fascicolo. C'è un'indagine conoscitiva sul caso dissesti idrogeologici al Colle di San Gerlando che rischia di franare portando con sé il manufatto. Gli uffici di via Mazzini hanno individuato un atto che ancora non costituisce notizia di reato, ma che lo ha focalizzato. E le eventuali responsabilità sarebbero da individuare nel territorio in cui cade, ovvero Agrigento, nella burocrazia palermitana. E tra le pieghe del tempo, mentre il minuto batte l'ora e segna il nuovo giorno, sono passati 6 anni, 8 mesi e 9 giorni. Per il geologo Antonio Calamita la faglia è in continuo movimento. Il fenomeno viene monitorato da ben 15 anni, spiega. Se non si interviene stabilizzando il colle è inutile intervenire sulla cattedrale. E dopo la mobilitazione di ieri sera il segretario regionale della CNA Piero Giglione offre massima disponibilità per avviare una concreta azione nei confronti del nuovo governo della Sicilia che sta per nascere. Giglione, accompagnato dal presidente della sede cittadina Emanuele Farrugia e da un gruppo di artigiani e imprenditori, ha partecipato alla fiaccolata silenziosa per esprimere vicinanza alla Chiesa, alle famiglie, ma anche per stare al fianco delle attività produttive che operano in via 25 aprile, alle prese con il disagio e con il rischio di dover chiudere i battenti. E la UIL di Agrigento, con in testa il segretario provinciale Geracquisto, dopo la partecipazione alla manifestazione, sottolinea come gli agrigentini siano stanchi di passerelle e fumo da parte di tutti i politici. La cattedrale è solo la punta dell'iceberg, conclude acquisto di un immobilismo generale.